Il cambio di denominazione dell'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara, che da qualche settimana ha assunto il nome di Istituto Comprensivo Andrea Camilleri, in omaggio allo scrittore Empedoclino, papà del commissario Montalbano, è diventato un vero casus belli ed è proprio il caso di chiamarlo così. A puntare il dito contro la nuova denominazione che ha estromesso l'eroe favarese, medaglia d'argento al valor militare, è l'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Agrigento, presieduta da Andrea De Castro, che stigmatizza la decisione del cambio denominazione ed addirittura ne chiede la revoca per tenere sempre vivo il ricordo del bersagliere di Favara, Giuseppe Urso, eroe di Custozza, morto sul campo di battaglia e decorato con la medaglia d'argento al valor militare. Sentiamo proprio il presidente De Castro. La Nazionale Bersagliere di Agrigento non è d'accordo perché si è voluto togliere la denominazione ad un illustre cittadino di Favara, un bersagliere che è caduto nella battaglia di Custozza nel 1866 e ha dato la propria vita per far sì che avessimo l'Italia che oggi abbiamo. E non ritengo né opportuno né corretto fare un'operazione di questo genere per intitolare la scuola ad un cittadino empedoclino contemporaneo che avrebbe avuto maggiori opportunità per avere qualcosa di intitolato come ben merita. La cosa che mi stranizza è che questa operazione è stata fatta a danno non solo del bersagliere Urso ma di altri due illustri cittadini favaresi. Io non capisco come mai l'amministrazione comunale abbia avallato un'operazione di questo genere, non capisco nemmeno come mai i dirigenti scolastici che hanno voluto fare questa operazione inopportuna abbiano fatto questa scelta in piena serenità, senza valutare i danni che avrebbero portato alla cittadinanza, alla città di Favara, che ha degli uomini illustri ai quali poter dedicare scuole ed altro, anziché cercarli al di fuori della propria città. Questo è il mio rammarico e il mio sdegno, che manifesterò in tutte le occasioni. Che cosa chiedete allora? Ma noi chiediamo la revoca non vedo altra soluzione. Il nome dell'eroe favarese, così come quelli del barone Mendola e del capitano Vaccaro, ribatte la dirigente Rosetta Monreale, non sono stati cancellati. I vari plessi dell'istituto, infatti, rimangono ognuno con la propria denominazione, poiché l'intitolazione ad Andrea Camilleri è riferita all'istituto comprensivo nel suo complesso. Sentiamo la dirigente. Innanzitutto è giusto puntualizzare che la scuola primaria Bersagliere Urso è rimasta come intitolazione. È cambiato la denominazione da Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola in Andrea Camilleri. Perché questa scelta? Questa scelta è stata fortemente voluta ed è una decisione unanime, collegiale, partita innanzitutto dal collegio dei docenti per poi finire in una delibera in consiglio d'istituto. Una volta finito l'iter, tutto poi è passato nelle mani del nostro ambito territoriale, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. Unanime, collegiale, perché la nostra scuola non aveva un'identità. Bersagliere Urso Mendola, quindi abbiamo voluto dare una forte identità, una nostra impronta, dando a un grande scrittore dove nei suoi libri si trapela il suo senso civico, il suo senso della legalità, e quindi vogliamo trasmettere questo suo modo così alla mano, alla portata, diciamo tra virgolette, dei nostri alunni, perché dobbiamo andare dietro agli stili di apprendimento dei nostri cuccioli ed è stato anche questo una scelta.
Poi io, per quanto riguarda la polemica che stanno facendo i bersaglieri, io lancio una mia iniziativa, anzi una nostra iniziativa. La storia non viene cancellata, anzi la storia si può fare benissimo attraverso dei laboratori che possiamo istituire all'interno della scuola, anzi addirittura lancio l'iniziativa facendo una serie di eventi all'interno della biblioteca, ubicata all'interno del plesso Bersagliere Urso, invitando mensilmente i bersaglieri e raccontando attraverso le loro fonti orali la storia di Bersagliere Urso.